Caro Stefano, ti tranquillizzo subito, non c'è nessuna strategia, la cosa che desidero di più è quella sicuramente di poter essere candidato a Padova. Per uno come me che nasce come amministratore del territorio non c'è ruolo più importante e gratificante che governare una città come quella di Padova. Quindi ti tranquillizzo te e tutti quelli che immaginano che ci siano chissà quali strategie. Caro Stefano, inizia con parole di distensione la risposta del leghista Roberto Marcato all'ex compagno di partito Valdegamberi, passato a Futuro Nazionale, nuova compagine fondata dal generale Roberto Vannacci, che aveva ribattuto alle dichiarazioni fatte a Ring sui tratti somatici del generale. Caro Roberto Marcato, mi dà l'impressione che tu non voglia fare il sindaco di Padova, continuando a attaccare ogni giorno il generale e diridendo anche Futuro Nazionale. Già la partita padovana è difficile per il centrodestra, ma senza di noi sarà impossibile. I vannacciani non hanno gradito la battuta di Bulldog Marcato, il cui nome da mesi viene associato al candidato di centrodestra alle amministrative 2027 a Padova. Marcato aveva ironizzato sull'aspetto di Vannacci, contrapponendolo alle dichiarazioni che il generale è solito fare sulla razza, e su questo il leghista sembra non fare passi indietro, spiegando ulteriormente le sue parole. Per quanto riguarda invece la presunta offesa fatta al generale Vannacci, insomma, se uno si offende perché gli si dice che assomiglia a un marocchino, il problema non è la battuta, ma è il fatto che uno si offenda perché assomiglia a un marocchino. Dopodiché, e lo ripeto, è un ragionamento assolutamente logico. Vannacci ha detto che la Egonu non rappresenterebbe l'italianità per i suoi tratti somatici, e allora io ribadisco che, visto che lui ha dei tratti somatici che possono ricordare quelli di un marocchino o di un algerino, anche lui non potrebbe rappresentare l'italianità. Mi volete spiegare dove sta il problema in tutto questo? Spiegata la battuta, Marcato cerca di buttare acqua sul fuoco, spostando l'orizzonte su obiettivi più vicini. È una polemica surreale che interessa solo voi evidentemente, però insomma credo che noi che siamo amministratori dobbiamo preoccuparci di altre cose.